a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Jake Skier 96. Oggi siamo qui di nuovo in sella alla mia Duchina. Oggi ci troviamo, come potete vedere, in corrispondenza di Serravalle. Siamo sull'autostrada A7 Milano-Genova, direzione Genova, e sto effettivamente andando a Genova. Ma se io sono di Genova, perché sto andando a Genova? Perché da un paio di mesi mi sono trasferito per lavoro a Milano e se voglio incontrare degli amici o comunque farmi due curve sempre con amici sul Fasce, che è il monte dietro casa mia a Genova, che è lo stesso monte dove è stato Noisy Boy un paio di settimane fa, necessariamente devo scendere. Vi ho risparmiato tutto il pezzo di autostrada da Milano fino a Serravalle perché era decisamente noioso, tutto dritto. Abbiamo passato da una frazione di secondo Serravalle e ci dirigiamo appunto verso Genova. Non riprenderò tutta la Serravalle sicuramente, ne riprenderò solamente una parte e penso di riprendere solamente quella da Roncoscrivia a Bolzaneto, perché sono le curve più belle, le curve più divertenti da fare in moto. Tra l'altro finalmente sono con la tuta intera da moto, l'ho comprata da Wheel Up qualche settimana fa, l'ho provata ieri sulla colma di Sormano, Ghisallo e le strade di Barzio in Brianza, e finalmente la battezzo sulle mie strade delle mie zone, ed è che era decisamente l'ora. Adesso questa prima parte è tutta molto rettilineo, curvetta, rettilineo, curvetta. Penso che ve ne risparmierò un bel pezzo, anche perché vi tedierei inutilmente. Detto questo, spengo qui la GoPro, anche perché la GoPro Hero 7 Black Edition, come molti sanno, ha una batteria che è veramente agghiacciante, che dura pochissimo, pertanto evito di dilungarmi. Ci vediamo più avanti. Allora, sono più o meno, come vedete dal cartello, a Isola del Cantone. Ne approfitto di questo tratto soggetto a controllo elettronico della velocità per raccontarvi un paio di cose. E non sto andando a Genova a caso, prima ho citato il Monte Fasce ed è proprio lì che sono diretto, perché il Fasce è casa mia non solo casa mia, nel senso è uno di quei posti dove sono cresciuto. Ne approfitto anche dell'occasione per dirvi che ho comprato la pompa radiale 16x18 della Breaking. Rallento fortemente in questo tratto perché già qualche anno fa, in corrispondenza di questo pilone d'acciaio, mio padre aveva preso una multa. Ci spostiamo anche perché ce lo fanno segno, perché ci fanno segno, ce lo fanno. Ma che brutta frase ho detto, mamma mia. Questo cosa sta facendo? Eccoci in prossimità di Busalla. D'ora in avanti riprenderò tutto il tragitto fino a Bolzaneto perlomeno, perché esattamente a questa curva inizia il divertimento. Vi chiedo scusa in anticipo se sentirete qualche urletto un po' poco etero, ma è un po' il divertimento che porta a questo. Io non lo so, ho come la sensazione di sentire grattare le pedane e non riesco minimamente ad avvicinarmi col ginocchio a terra, Cioè, mi sento distantissimo col ginocchio, ma sento le pedane fare il che non è positivo, perché se la pedana decide che mi fa perno, io mi inverso, cado, mi distruggo io la moto, la GoPro e tutto quanto, che la GoPro sarebbe il meno. Ora però c'è un po' troppa gente che scarta vetra al sottopalla incandescente. Ora quello là con la iGo che è fermo in corsia di sorpasso, cosa sta facendo? Cioè, se hai paura stai a casa, non rompi i coglioni alla gente.
una tipa. Ora, niente contro le tipe alla guida, assolutamente, conosco ragazze che guidano benissimo, però devo dire che queste curve sarebbero veramente tanto oro se non ci fosse tutta sta gente in mezzo ai coglioni, ma purtroppo c'è e quindi ce la teniamo. Ah, ho sbagliato. Ora ciancio alle bande, bando alle ciance, perché ora inizia il divertimento. Ora anche te con l'Audi A3, però, nel senso, hai una bella macchina, levati dal cazzo, non è difficile. Che oro! Eccola! Ho sentito di nuovo la pedana grattare, ma cioè è impossibile non grattare la pedana, almeno quella originale su sta moto. Per dire, ieri l'ho grattata in rotonda la pedana, zio cane. Cioè ragazzi, in rotonda grattare una pedana non è proprio il massimo, E questo non significa che piego, perché io sono veramente un neofita delle moto di relativamente grossa cilindrata. Eccoci giunti in prossimità di Genova Bolzaneto. Tutte le volte che arrivo qua mi sento letteralmente a casa. Vedo delle nuvolette che non mi fanno per niente piacere, perché come è evidente che sia, sono un pericolo per qualsiasi tipo di motociclista, soprattutto un motociclista che vuole andare a fare delle curve sul fascio, e poi a maggior ragione diventano letteralmente deleterie. Comunque la parte più divertente della Serravalle è terminata, ci vediamo tra un pochino quando sarò ormai addirittura di arrivo sul fascio. Allora, sto uscendo in questo momento a Genova Nervi, adesso mi picchierò con il casello, perché tutte le sante volte che devo pagare e sono in moto è un macello. Abituato come ero ad usare il telepass con la macchina, tutte le volte che devo pagare al casello è un macello. Tanto cominciamo facendo questa cosa, adesso recuperare tutto sarà un'avventura. Ho messo il biglietto e il bancomat nella mano, cioè nel, come si dice, qua dentro perché mi sembrava il posto più idoneo. Questo intanto ci sta mettendo 3 giorni, è tedesco, ecco, è un casino, è alla fine. Allora prendiamo biglietto e tessera. 11,50? Ah, faccio ragazzi, vabbè dai, è andata meno peggio di quello che pensassi. Adesso il problema è rimettersi i guanti senza far prendere fuoco la moto, che non so se potete vedere, ma cioè, ci sono le tacche della temperatura che stanno letteralmente schizzando alle stelle.
Tanto là, i pulotti, la mia città, quanto tempo. Qua cosa state facendo, ad esempio? Ci spariamo un paio di curvette del mio quartiere, giusto da allegare alla giornata, diciamo così. No, però l'uomo davanti le penne di prima di gas, roba semplice, roba altrettanto pericolosa se ti legano. Ragazzi, meno male che ho montato la radiale, altrimenti qua non mi fermavo assolutamente. Non so come ho fatto a non centrarlo, è stato un miracolo sportivo o motociclistico, potremmo definirlo. Ma ragazzi, veramente la radiale l'ho pinzata solo con un dito, solo col dito che avevo sopra, e mi ha fermato lei. Cioè, a maggior dimostrazione di quanto può essere utile una pompa radiale su una moto, ragazzi. Cioè, se dovete fare un investimento, fatelo su questo genere di cose, perché ne vale veramente la pena. Vi salva la vita, la moto e tutto il resto, e anche il posto di lavoro, perché sennò se vi mettete in mutuo rischiate di perderlo. Quindi questo qua, ad esempio, adesso tra breve ci fermeremo per fare benzina. Estraiamo la carta. Pompa 2. Comunque raga, per definizione un motovlogger all'interno di un suo video inserisce il momento in cui sta facendo benzina, cioè proprio per definizione, c'è poco da fare. Se ci fate caso, tutti o quasi tutti i motovlogger all'interno dei loro video sono sempre a far benzina almeno una volta. Oh, questo qua l'ho già visto da qualche parte. Vabbè ragazzi, appena fatto benzina, direi che ci possiamo vedere più avanti lungo il fascio, quando saremo quasi in cima, anche perché questo tratto in mezzo alle case non vi diverte sicuramente, soprattutto se lo passo in coda dietro una macchina. Quindi a dopo. Allora ragazzi, eccoci sul fascio, finalmente si comincia a salire. Adesso la strada è molto stretta, regala panorami stupendi, non credo che voi li possiate vedere in questo momento. Quindi la strada in questo momento non regala grosse curve divertenti, ma panorami molto belli. Non so se si vede qualcosa, ma mi butto giù perché è abbastanza pericoloso stare in piedi qua, vista la strettezza della strada. Questa del Fasce è una strada molto bella, ma che purtroppo nasconde parecchie insidie.
Ad esempio qua sul fasce sono soliti gironzolare cavalli, cinghiali, volpi, animali di qualsiasi tipo, soprattutto i cavalli, ma non solo. Spesso abbiamo visto anche delle mucche, purtroppo. Gli piace lasciare i loro escrementi lungo l'asfalto, pertanto bisogna prestare attenzione anche a questi. Qua ad esempio ho sentito una cosa che non mi è piaciuta per niente sotto la gomma posteriore e non ho assolutamente tirato la curva. Cioè ragazzi, vengo giù da Milano per salire sul fasce, arrivo in cima, durante tutto il viaggio è stato bello e guarda qua la nebbia. Perché? Perché? Cioè, ma non sono sfigato io, di più. Cioè, se le cose possono andare male un tot, vanno male quel tot al quadrato se ci sono io in ballo o a farle. Perché nonostante l'asfalto sia asciutto, sta cazzo di nebbia lo inumidisce, c'è poco da fare. Non puoi tirare le curve in queste condizioni. Se guardi sotto, zio cane, c'è il sole sulla spiaggia, è una roba allucinante. Guarda qua, sembra di stare su un ghiacciaio a 6000 metri. Adesso a breve arriveremo in Conca, teatro di grosse impennate, grossi raduni anche. Ricordo memorabile il raduno per il compleanno di Nick, quel ragazzo che avete visto nel precedente motovlog impennare come se non ci fosse un domani. È probabile, può darsi che lo vedrete anche oggi. Ha detto che mi avrebbe fatto sapere. Nel frattempo qua c'è già un po' di gente, non so chi sono. È Fillo, che amico. Com'è, Jack? Allora? Purtroppo, stavo dicendo, queste nuvole raffreddano brutalmente l'asfalto, quindi non si può sicuramente spingere come dei dannati. Oltretutto io sono un fermone, lo dichiaro apertamente, pertanto non ha assolutamente senso rischiare di farsi male.
grattato! A destra! A destra l'ho grattato! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! E io che curvo sulla sinistra praticamente! Ho grattato a destra! Non ci voglio credere! Fermi tutti! Fermi tutti! Torno indietro! Fermi tutti! Torno là! Torno là! Torno là al piazzale, mi fermo, constato la situazione. Cioè non è possibile, cioè io piego molto di più a sinistra, come ho fatto a